12 e 15 anni eppure già così avvezze a comportamenti violenti, le protagoniste della rissa di Piazza dei Signori a Padova sono due minorenni che nonostante la loro giovanissima età hanno precedenti. Hanno aggredito una sedicenne senza alcun motivo, poi hanno picchiato gli agenti della polizia locale intervenuti per sedare la rissa. Queste ragazze l'hanno aggredita da dietro, l'hanno messa a terra, l'hanno picchiata con calci e pugni. E dopodiché una pattuglia della polizia locale che stava transitando in Piazza dei Signori per altri motivi è intervenuta per sedare la rissa. Chiaramente si è trovata in difficoltà e quindi ha richiesto l'intervento delle altre forze di polizia. Le due minorenni vivono a Padova, sono state denunciate per lesioni personali nei confronti della sedicenne aggredita. La più grande delle due deve rispondere anche di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Nel video circolato sui social la si vede accanirsi contro la vigilessa colpendola con calci e pugni. Sono italiane ma di origini straniere. Sono ragazze che purtroppo si sono evidenziate anche per comportamenti analoghi in passato, quindi parliamo di lesioni, di rapina, di percosse. Ovviamente occorre svolgere nei confronti di queste ragazze un'attenta azione educativa che parta dalla famiglia, dai servizi di assistenza, e anche le forze di polizia devono intervenire in chiave preventiva, così come stiamo facendo nelle scuole attraverso numerosi incontri. Le due ragazze sono state identificate grazie ai filmati e alla testimonianza della vittima. Ci sarebbe però anche una terza minorenne coinvolta nella violenza, i due agenti della polizia locale che per primi erano intervenuti sabato sera in Piazza dei Signori. In quel momento l'area del centro era presidiata dalle pattuglie dei carabinieri secondo il piano di controllo coordinato del territorio. Ricevuta la richiesta di ausilio da parte della polizia locale, una nostra pattuglia del radiomobile dopo pochissimi minuti è intervenuta a dare manforte. Per la quindicenne è stato disposto anche il Daspo Willy della durata di 3 anni col divieto di accesso all'area urbana, agli esercizi pubblici e ai locali di tutta l'area del centro di Padova. La ragazza a dicembre era stata inoltre protagonista di un altro episodio simile davanti al centro commerciale Ipercity di Albignasego, dove aveva opposto resistenza e insultato i carabinieri riprendendoli con il cellulare. Anche per quei luoghi è stato disposto il Daspo Willy di 3 anni. La quindicenne è stata denunciata alla Procura della Repubblica dei minorenni di Venezia per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e diffamazione aggravata dall'utilizzo dei social network.